passata circa una settimana dalla nevicata che ha interessato Varese e il comune sembra essersi dimenticato che oltre alle strade esistono anche i marciapiedi e i parcheggi comunali. Ad esempio, il parcheggio di Via Tamagno è stato completamente abbandonato a se stesso ed è coperto da una lastra di ghiaccio unica che mette a rischio gli automobilisti, i passanti, anche i disabili, visto che anche il parcheggio dei disabili è completamente ghiacciato. Quindi ho chiesto l'intervento del comune in tempi più che rapidi per risolvere il problema. Evidentemente il comune ha altre priorità e oggi il problema è ancora esistente. Pertanto ritengo che sia ingiusto far pagare il parcheggio di Via Tamagno che versa in queste condizioni pietose, e per protestare incappuccio il parchimetro in modo che magari qualcuno possa accorgersi di un mancato introito e possa intervenire, si svegli magari e intervenga per risolvere il problema. Chissà che magari toccato nelle tasche, nel portafogli, il comune si accorga che esistono anche i parcheggi che non possono rimanere in queste condizioni. Fatto?